Dramma a Fregona, 76enne colto da malore alla guida, l'auto impazzita piomba dentro il cortile di un'abitazione travolgendo un bimbo di 9 anni che stava giocando, il piccolo grave ma fuori pericolo. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori. Pochi minuti prima con il bimbo stava giocando anche la sorellina, i familiari sconvolti, sembrava un film. Giornata di passione quella di oggi per gli automobilisti in transito lungo la tangenziale di Treviso. Un camion ha preso fuoco poco prima dello svincolo per l'ospedale, traffico in tilt. La madre fugge in Polonia portando con sé il figlioletto di 4 anni, il drammatico appello del papà e della nonna che da quasi un anno non possono ribracciare il nipote nonostante ci sia una sentenza del tribunale che stabilisce l'affidamento congiunto. Primo giorno per presentare la domanda al reddito di cittadinanza della marca Niente Coda Poste CAF, richiesta soprattutto per calcolare l'ISEE. Anche i giovani degli sportelli ma dicono non vogliamo un sussidio ma un'occupazione. Crisi del latte della marca l'anno scorso hanno chiuso 39 allevamenti, numeri peggiori in Veneto li ha soltanto Padova. Fino al 31 marzo a Palazzo di Trecento la mostra l'eredità di Falcone e Borsellino per non dimenticare la lotta alla criminalità organizzata in un momento in cui la piaga è molto aperta anche in Veneto. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è in primo piano l'incredibile incidente avvenuto questa mattina a Fregona, il malore alla guida di un 76enne, l'auto che come impazzita, come un proiettile piomba nel cortile di una abitazione dove stava giocando un bimbo di 9 anni. Il bambino giocava dentro nel cortile e poi si è sentito un grande botto e è arrivata dentro questa macchina che ha buttato giù la ringhiera, ha buttato giù la siepe e ha preso proprio il bambino in pieno e l'ha schiacciato contro un'altra macchina che era quella di mio fratello. Nelle parole della zia tutto il dramma di un incidente che ha davvero dell'incredibile. L'auto fuori controllo che piomba nel giardino di una villetta e travolge un bimbo di 10 anni schiacciandolo contro l'auto del papà parcheggiata in cortile. Il drammatico incidente questa mattina alle 11 in via Indipendenza a Fregona. Un 76enne residente a Cappella Maggiore è alla guida della sua auto. All'improvviso, a causa di un malore, perde il controllo della vettura che sale sul marciapiede, sfonda recinzione e siepe della villetta e piomba nel giardino centrando il piccolo che sta giocando. Il primo ad accorrere è il papà. Mio fratello ha sentito questo botto e ha chiamato Samuele, l'ha visto incastrato sotto la macchina con le gambe e da lì ha cercato di, secondo me, tirarlo un attimo leggermente fuori e poi niente, il bambino era incosciente, quindi ha chiamato subito 118. Sul posto arrivano subito i soccorsi, i sanitari del SUEM ed i vigili del fuoco. Vista la gravità delle condizioni, il bimbo viene trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Intanto a Fregona giunge anche la polizia stradale per accertare dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. In via Indipendenza arriva il sindaco e diversi cittadini che nella piccola comunità di Fregona portano la propria vicinanza alla famiglia del bimbo e sperano che possa presto riprendersi. E dunque una situazione, un incidente che avrebbe potuto essere anche peggiore perché pochi minuti prima il bimbo stava giocando anche con la sorellina più piccola. A rivelarlo alcuni dei parenti che sono accorsi subito, come abbiamo visto nel nostro servizio, loro ancora la zia, ma poi anche gli altri parenti, i vicini che sono giunti per vedere cosa stava accadendo, le voci di appunto testimoni sconvolti. È arrivato l'elicottero e adesso gli stanno facendo un attacco, lo stanno operando e stiamo qua appunto a aspettare quali sono le complicanze, sperando che non siano così gravi come sembrano. Il forte boato dell'incidente, poi il terrore. Tutti i parenti che vivono nei pressi hanno intuito che a finire sotto l'auto c'è il loro nipotino. Samuele oggi era a casa da scuola? Sì, per fatalità, oggi era a casa da scuola perché è il carnevale, sono le vacanze di carnevale ed era proprio nel punto lì, in quel momento, quando è arrivata questa macchina di questa persona anziana. L'unica cosa adesso è la salute di mio nipote, questo sì, perché sembra un film, cioè non ti aspetti mai che tu stai giocando in giardino e una macchina ti venga dentro e proprio prenda, ecco, il ragazzino. Una tragica fatalità che poteva finire anche peggio. Pochi minuti prima in giardino era presente anche la sorellina di 8 anni.
con tutto questo spazio per giocare si trovasse in quel momento lì, e soprattutto che 5 minuti prima era in casa, e prima c'era anche la sorella, però è andata in casa, se no prendeva tutte e due. Questo marciapiede, questo cordolo qui gli ha fatto come da rampa, di lancio. Sì, lui ha dichiarato in ospedale che ha perso conoscenza, là. Si ricorda solo della villa, poi qua secondo me ha perso conoscenza, e qua la macchina si è incanalata sul marciapiede, e qua, che come vedete dalle immagini, ha preso volo e qua è andato via dritto. L'anziano 76enne, dopo il malore e sotto shock per l'accaduto, è stato portato all'ospedale di Vittorio Veneto. Adesso abbiamo sentito la figlia che è in ospedale, ha fatto tutte le visite neurologiche e probabilmente è stato un malore. Sono arrivate buone notizie proprio da pochi minuti. Da mio fratello adesso, infatti ho un sorriso un po' di più rispetto a prima, hanno detto appunto che si tratta di un problema più grave nell'aspetto dei piedi, ecco, l'aspetto traumatologico dei piedi, ortopedico, e sembra che tutto il resto, quindi anche colonna, testa e organi interni, sia a posto. Questo era il problema, insomma, che preoccupava di più. Fuori pericolo. Queste sono le ultime notizie, e di 10 minuti fa prendiamo attimo per attimo. Di ora in ora dunque l'apprensione dei familiari, le ultime buone notizie. Ovviamente il piccolo resta ancora in serie gravi condizioni, ma sarebbe fuori pericolo. Una tragedia sfiorata poi questa mattina lungo la tangenziale di Treviso, quando un camion ha improvvisamente preso fuoco. L'autista è riuscito a scendere in tempo dal mezzo avvolto dalle fiamme, poi inevitabile il caos lungo la tangenziale. Attimi di paura questa mattina poco dopo le 11 lungo la tangenziale di Treviso, in carreggiata ovest, quando un camion che procedeva da Silea verso Paese ha improvvisamente preso fuoco poco prima dello svincolo per l'ospedale. Il camionista fortunatamente è riuscito ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Il mezzo è andato praticamente distrutto. Se fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, pesanti sono stati invece i disagi alla circolazione, con code sia nella carreggiata dove si trovava il camion sia in quella opposta, per curiosi che rallentavano alla vista delle fiamme. Traffico in tilt dunque per tutta la mattina, con lunghe code di auto che poi si sono riversate sulla viabilità ordinaria della città, intasando sia la Postumia che il Put. Dopo la rimozione del camion, infatti, è stato necessario un intervento di pulizia della carreggiata, con una riduzione delle corsie e di conseguenti rallentamenti che hanno creato disagi anche alla viabilità d'accesso all'ospedale da parte delle ambulanze, costrette a farsi largo tra le vetture in coda. Una giornata di passione dunque per il traffico, anticipo di quello che si potrebbe verificare da lunedì prossimo lungo la tangenziale di Treviso, con l'avvio dei lavori di restauro per il viadotto di Sant'Angelo ed il restringimento della carreggiata. Adesso parliamo di un appello molto sentito. Una famiglia, tutto nasce da una madre che fugge in Polonia portando con sé il figlioletto di 4 anni. Il drammatico appello è quello della nonna e del papà, che da quasi un anno non possono riabbracciare il bimbo, nonostante ci sia una sentenza del tribunale che stabilisce l'affidamento congiunto. Sentiamo. Non ce la facciamo più e ci sentiamo abbandonati anche dalle istituzioni, sinceramente, perché penso di aver mosso il mondo ma non aver ottenuto nulla. Non ci sta aiutando nessuno. Da quasi un anno Yolanda Zerella lotta disperatamente assieme al figlio Filippo per poter rivedere il nipotino di 4 anni portato dalla madre in Polonia senza il consenso del padre. Un papà talmente provato da non riuscire nemmeno a raccontare la vicenda che l'ha coinvolto, affidando alla madre e all'avvocato di famiglia il disperato appello per poter riabbracciare finalmente il suo piccolo. La storia di questa famiglia è quella di un'unione tra 2 giovani, lui di Mogliano, lei polacca, che si sono amati, hanno avuto un bimbo, poi, come purtroppo accade, l'unione è naufragata. Dopo la separazione il Tribunale di Venezia ha affidato congiuntamente il bimbo ai genitori, 3 giorni a testa alla settimana. Ma il 20 aprile dell'anno scorso la mamma è scappata in Polonia portando con sé il figlioletto. Da allora è iniziata una lunga vicenda legale sulla quale si è espresso anche un giudice polacco. Ha obbligato la mamma del bambino, del minore, a far vedere
cioè a far rispettare la sentenza del tribunale italiano che affida congiuntamente per 3 giorni alla settimana il minore a ciascun genitore, solo che la mamma ormai è da aprile dell'anno scorso scappata in Polonia con il bambino. E così il papà, per incontrare il suo bimbo, deve andare in Polonia, dove l'ex compagna gli consente di vederlo per massimo un'ora, chiusi in una stanza, sorvegliati dal compagno della madre di lei. Del resto di suo figlio papà Filippo non sa nulla, dove viva, cosa faccia, se va all'asilo, uno strazio anche per la nonna, che non ha più potuto riabbracciare il nipotino, ma non si arrende e continua a preparare per lui vestitini e giocattoli. L'ultima udienza che siamo andati lunedì in Polonia, martedì 26 febbraio c'era l'udienza, gli ho mandato dei giocattoli, ma la madre non c'era, gliel'ho dati all'avvocato di lei, non importa se li avrà ricevuti dalla nonna, l'importante è che li abbia. Scusatemi, ma è terribile questa cosa. Io ho 3 figli, ho dei nipoti, ma questo piccolino mi ha stravolto la vita. Non avrei mai pensato che mi succedesse una cosa del genere, sinceramente. Non auguro a nessuno. È per questo che chiedo, ci sono queste unioni tra stranieri, fate delle leggi che tutelino i bambini, perché i bambini hanno diritto di avere entrambi i genitori. Queste le drammatiche parole della signora Iolanda. Adesso invece parliamo del reddito di cittadinanza. Cambiamo argomento, come in tutto il Veneto, come in tutta Italia. Oggi è la prima giornata per richiedere, per fare domanda del reddito di cittadinanza, e come è accaduto un po' in tutto il Veneto, nessuna coda, una partenza tiepida. Reddito di cittadinanza, accoglienza tiepida nella Marca, dove come nel resto del Veneto non si sono verificate code o i temuti assalti agli uffici postali e ai CAF. Eravamo pronti a un afflusso di utenza un po' più numeroso, dobbiamo dirlo, però di fatto insomma ci sono un andirivieni normale e naturale come qualsiasi altro giorno lavorativo. A spiegare come mai quasi 200.000 potenziali aventi diritto in Veneto, 20.000 solo nella Marca, non corrano a farsi avanti è la CGIL. Il vero problema, specificano dal sindacato, è costituito dalla necessità di presentare l'ISEE aggiornato, ed è proprio su questo che si stanno registrando tante domande in coda per l'appuntamento. Di fatto li fissiamo anche su aprile, perché chiaramente cerchiamo di dare naturalmente priorità a coloro i quali hanno già l'ISEE pronto e devono fare la domanda. Tutti coloro i quali ancora non hanno l'ISEE ricevono tranquillamente un appuntamento, una volta fatto l'ISEE faranno anche la domanda per il reddito di cittadinanza. Il via vai di persone agli sportelli, pur non consistente come si temeva, è comunque costante, soprattutto da parte di chi vuole verificare se sussistano tutti i requisiti per poter accedere al reddito. Sì, ho 5.800 ISEE e qui sì, aspetto, spero di avere. Sì, per il reddito di cittadinanza, che è il nucleo familiare. Per ISEE, ecco, ISEE, modello ISEE. Spera di ottenerlo? Spero sì, perché me lo danno, sì. Io prendo 450 euro di assieme sociale. Guardando me è una cosa utile, perché vivo con 285 euro al mese. Però ci sono opinioni diverse, adesso non sto a polemizzare. Tra chi attende il proprio turno anche giovani che più che al reddito di cittadinanza mirano ad un'occupazione stabile. Spero ci sia possibilità di rientrare nei canoni, nei riferimenti, penso di sì comunque, e spero che ci sia anche possibilità di stage e lavoro, perché è quello il succo del discorso. Preferirebbe un lavoro? Chiaro, ovvio, vengo da un diploma di elettronica e telecomunicazioni e mi piace impegnarmi, non è da me insomma, infatti non sono qui molto volentieri. Da quant'è che è senza lavoro? Io adesso da 3 mesi, non è tanto, però sono 3 mesi senza soldi e quindi ho le bollette che sono in arretrato e tra un po' mi staccano la luce. Quindi devo trovare una soluzione rapida e veloce. Io sono una ragazza giovane, volenterosa e non danno la possibilità a noi giovani di metterci in campo per far vedere le nostre qualità. Ed è una cosa molto triste. Per il momento si prova a fare il reddito di cittadinanza, poi ben venga, se c'è offerte, proposte, volentieri. L'ultima volta che ha lavorato? L'ultima volta è stato 3 mesi fa.
Per chi è senza lavoro e senza risorse purtroppo è facile spesso cadere nella trappola del gioco d'azzardo. Tra slot machine, gratta e vinci sono 354 trevigiani in cura per dipendenza dal gioco d'azzardo e sono numeri in aumento. A Palazzo Bomben da venerdì a domenica una mostra organizzata dall'ULSS 2 farà il punto sui rischi del gioco. Abbiamo avuto alcune persone che si sono giocate l'azienda di famiglia, persone che hanno, come dire, i primi giorni del mese già consumato la pensione, magari con gratta e vinci. Slot machine, gratta e vinci, poker online, una piaga che sta diventando sempre più allarmante anche in provincia di Treviso. Sono 354 nella Marca le persone in cura contro la dipendenza da gioco d'azzardo ai SERD dell'ULSS 2 e chi chiede aiuto è solo la punta di un iceberg dalle dimensioni ben più preoccupanti. Ad essere in cura sono soprattutto uomini, 284 a fronte di 70 donne, l'età tra i 45 e i 49 anni per i maschi, tra i 55 e i 64 per le donne. La dipendenza maggiore è quella per slot machine, che rappresentano il gioco più problematico, diciamo, per quelli che accedono alla domanda d'aiuto ai nostri ambulatori, mentre il gioco, il gratta e vinci, è il più diffuso in generale nella popolazione. Ad attrarre i più giovani sono soprattutto i giochi online, cosa che li rende ancora più difficili da intercettare precocemente, prima che il gioco diventi una vera e propria patologia dagli effetti devastanti. Proprio per svelare le regole e le logiche sottostanti il fenomeno del gioco d'azzardo e per aiutare ad acquisire consapevolezza dei rischi, l'ULSS 2 ha organizzato una mostra interattiva che aprirà venerdì a Palazzo Bomben, oltre ad un ciclo di talk show itineranti nei comuni del territorio. Che più che altro ci aiuta a fermare l'attenzione dei giovani su quelli che sono gli inganni del gioco, le false promesse che il gioco fa alle persone, no, di vittoria, di ricchezza e quant'altro. E poi c'è la crisi che continua in molti settori, anche quello dell'allevamento e della produzione del latte. La rivolta del latte in Sardegna ha riportato in questi giorni l'attenzione sul comparto anche in Veneto. I dati del 2018 confermano il trend negativo dell'ultimo decennio con la chiusura di oltre un centinaio di stalli in tutta la regione. La provincia di Treviso non fa purtroppo eccezione. Secondo l'elaborazione dati dell'Ufficio Studi di Confagricoltura Veneto e CGA, che ha preso in esame dati camerali e AGEA sulle imprese che hanno indicato come attività prevalente l'allevamento di bovini da latte, l'anno scorso hanno chiuso 39 allevamenti, passando dagli 856 del 2017 agli 817 del 2018, e per numero di chiusure in Veneto la Marca è seconda soltanto a Padova. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi parleremo di infrastrutture. Ed eccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso, diamo uno sguardo adesso alle infrastrutture e alle autostrade. Oggi a Marghera la presentazione del bilancio di previsione 2018, bilancio d'esercizio 2018 di CAV, la concessionaria che si occupa anche della gestione del passante. È stato anche non solo il momento per dare qualche numero importante con gli utili e il traffico che è aumentato lungo la rete autostradale gestita da CAV, ma anche per parlare di autonomia e autostrade. Sentiamo. L'obiettivo che ha la Regione Veneto è quella, sul modello di CAV, di far rimanere sul territorio della nostra regione gli utili prodotti dalle autostrade. Quindi vuol dire che chi attraversa un'autostrada veneta, tutto ciò che viene prodotto dagli utili dalle autostrade verrebbe reinvestito in infrastrutture sul territorio. L'autonomia del Veneto cambierebbe non poco anche la nostra rete infrastrutturale, ed è proprio in occasione della presentazione del bilancio 2018 di CAV, Concessioni Autostradali Venete, la società fondata nel marzo 2008 dalla Regione e da ANAS, che già opera in questa prospettiva, che l'assessore Elisa De Berti spiega uno dei tanti cambiamenti che il trasferimento di 23 competenze da Stato a Regione porterebbe. Come bilancio regionale, per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali, abbiamo risorse molto contenute. Per il bilancio regionale vorrebbe dire tutt'altra prospettiva, investire nelle infrastrutture sia per l'adeguamento, sia per garantirne la disponibilità, sia per aumentarne la sicurezza, ma anche per nuovi investimenti sarebbe sicuramente tutta un'altra storia.
L'esercizio di CAV di un 2018 che ha segnato un aumento sia di traffico che di ricavi si è chiuso con un utile netto di quasi 23 milioni e mezzo di euro. Il traffico ha fatto registrare un aumento di veicoli dell'1,41%, poco le automobili più 0,81%, decisamente di più i mezzi pesanti quasi più 4%. Ciò che porterebbe l'autonomia nella gestione autostradale qui è già realtà. A me piace sottolinearlo sempre perché in realtà è un unicum in Italia, una società che non distribuisce dividendi ai soci ma mette gli utili a disposizione del socio Regione Veneto, il quale li utilizza per ulteriori opere infrastrutturali sul territorio del Veneto. Come è andato il 2018? Il 2018 è andato benissimo, chiudiamo con un utile di oltre 23 milioni e 400 mila per la precisione. Gli sguardi quindi anche in questo campo tornano alla trattativa che si sta svolgendo a Roma. È tutto un nodo politico da sciogliere con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministro. È una partita che sta gestendo il Presidente e io sono convinta che alla fine ad un compromesso e ad una condivisione di un progetto si arriverà. Torniamo invece adesso in centro a Treviso per parlare della squadra antibuche, quella voluta dal sindaco di Treviso Mario Conte. Un primo bilancio è di 180 interventi in 20 giorni. Le numerose segnalazioni dei cittadini raccolte nei vari sopralluoghi o durante le visite ai mercati del centro storico hanno permesso dunque di fare questi interventi. Il servizio di manutenzione strade è intervenuto in tutte le occasioni entro le 24 ore dalla chiamata, sistemando le porzioni d'asfalto deteriorate dal maltempo. Tra il mese di febbraio e i primi giorni di marzo si è operato per sistemare il porfido, rattoppare le varie buche diffuse sulle strade o sui marciapiedi, da strada Ovest a Viale Felicent, da via Marchesanna a via Zermanese, da via Martini a via Lanciari di Novara, da Borgo Cavalli a Sant'Antonino, passando per Santa Bona, San Giuseppe e l'Alzaia. Questo è il primo bilancio della squadra antibuche volute dal sindaco. Adesso a Piazzola sul Brenta per tornare a parlare del nostro piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta, che ha bisogno del vostro aiuto anche per raggiungere i 400.000 euro e riuscire a portare avanti comunque il sogno, il traguardo di quella operazione in Florida, che solo questa operazione può dare al piccolo Joe una vita normale. Il piccolo Joe ha scaldato i vostri cuori, serve ancora però il vostro impegno. L'abbiamo visto giocare con il pallone in campo come nel piazzale di casa, l'abbiamo visto andare sull'altalena e fare i biscotti come un bravo pasticcere. Il nostro piccolo Joe ha conquistato il cuore di tutti i veneti con i suoi occhioni scuri, il sorriso sulle labbra, il bacio da mandare a tutte le persone che lo stanno aiutando. Stiamo salendo tutti insieme la scala della solidarietà per conquistare la vetta dei 400.000 euro necessari per l'intervento chirurgico da realizzare in Florida perché il piccolo Joe possa camminare e giocare come i suoi coetanei. Ad oggi si è a quota 145.000 euro. In tanti state inviando il vostro contributo sul conto con il nuovo codice IBAN che state vedendo nella grafica, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Potete trovare il numero di conto corrente per le vostre donazioni anche sui nostri siti internet, con una finestra dedicata proprio al piccolo Joe e alla campagna di sostegno lanciata e sostenuta dal nostro gruppo Media Nord-Est. Dunque, se vi siete persi la possibilità di scrivere l'IBAN, potete andare sul sito internet di Antenna 3 oppure di Rete Veneto, di Tele Nord-Est, insomma le emittenti del gruppo Media Nord-Est, e lì troverete tutti i riferimenti dell'IBAN per la vostra donazione. Adesso parliamo dell'eredità di Falcone Borsellino, una mostra importante fino al 31 marzo a Treviso, a Palazzo dei 300, importante perché proprio in questo momento in cui la criminalità organizzata mostra di essere ben radicata anche dalle nostre parti, è bene non dimenticare. La mostra al Palazzo dei 300, l'eredità di Falcone e Borsellino, è stata realizzata con lo scopo di sensibilizzare i giovani sull'opera dei due magistrati che hanno pagato con la vita il loro impegno. 150 foto esposte nel tentativo di trasferire agli studenti i valori della legalità e della lotta alla criminalità organizzata.
La mostra ricostruisce attraverso le immagini private messe a disposizione dai familiari e dall'archivio fotografico dell'ANSA la vita dei 2 giudici siciliani, così da farne conoscere il grande impegno civile anche a tutti quei giovani che nel 1992, anno delle stragi di mafia che hanno sconvolto l'Italia, non erano ancora nati. E queste foto cosa hanno suscitato in lei? Un po' di preoccupazione, di timore e anche di voglia di scoprirne, di saperne di più. Perché hanno dato a qualcosa a noi. Una mostra per testimoniare e concretizzare l'impegno del governo sul fronte della lotta alla mafia in un periodo storico particolarmente delicato a causa delle infiltrazioni della malavita organizzata nel territorio. Mai come ora c'è il pericolo che quella criminalità che loro hanno combattuto e che oggi è più pericolosa anche se meno cruenta, veramente possa far danni importanti e forse irreparabili nei territori sani. Abbiamo portato la mostra a Treviso, ha detto il sindaco Mario Conte, perché l'eredità di questi giudici potrà così passare al pubblico e soprattutto ai giovani. Mi ha fatto piacere che tra il pubblico ci fossero i dirigenti scolastici, perché poi saranno proprio i ragazzi protagonisti di un cambio culturale necessario proprio per prevenire i problemi legati alla mafia. Prendete carta e penna per segnarvi 2 appuntamenti della nostra programmazione sabato e domenica. Sabato alle 21:15 riproporremo per intero la sfida che è valsa la vittoria della Coppa Italia di A2 al Treviso Basket, alla De Longhi Treviso Basket, il primo grande successo dalla rinascita del basket a Treviso. Poi a grande richiesta domenica alla sera alle 21:15 trasmetteremo invece nuovamente la sfilata dei carri del Carnevale di Marca a Conegliano. Dunque sabato sera alle 21:15 il grande basket, le grandi vittorie della De Longhi in Coppa Italia, e domenica sera alle 21:15 rivedremo la sfilata dei carri a Conegliano dopo il grande successo di ieri. Adesso invece, fra pochissimo, ore 20:10 a 20:10, parleremo con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, quindi sanità a tutto campo. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Cambia il tempo sulle nostre regioni. Nella giornata di giovedì 7 marzo non si esclude una lieve instabilità. Nel dettaglio sul Veneto il cielo si presenterà spesso nuvoloso sin dal mattino, con qualche piovasco a carattere sparso, specie sul Bellunese, sul Vicentino e sul Veronese. Maggiori spazi soleggiati invece altrove. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 8 e 17 gradi circa. Qualche pioggia anche sul Friuli Venezia Giulia, avremo infatti condizioni di tempo perturbato un po' ovunque, tuttavia con precipitazioni meno probabili sui settori costieri dove invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, con molte nubi ovunque, con piogge sparse ma piuttosto frequenti, e non si esclude qualche spruzzata di neve sui settori alpini di confine, in genere dai 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime invece intorno ai 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.